Buongiorno carissimi, buongiorno a voi, buongiorno alle vostre famiglie, buongiorno a questa nuova giornata che ci apprestiamo a vivere insieme a Maria. Buongiorno a Maria quindi e buongiorno con Maria, perché Maria possa accompagnare il cammino di questa giornata, Maria possa illuminare i passi che facciamo in questa nuova giornata che offriamo come sempre nelle mani del Signore, perché sia Lui la nostra guida, sia Lui a indicarci i sentieri verso la santità. E insieme a Maria vogliamo veramente metterci in preghiera, cuore a cuore con Dio, il nostro cuore che incontra il cuore del nostro Dio. E allora iniziamo questa nostra giornata nel segno della croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A Maria affidiamo il nostro saluto. Regina del cielo, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La nostra riflessione stamattina, il pensiero che ci accompagna in questa giornata, è preso dal Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca troviamo questa bellissima richiesta dei discepoli a Gesù: insegnaci a pregare. Nel Vangelo di Luca troviamo i discepoli di Gesù che si avvicinano al Maestro con una richiesta profonda e significativa: Signore, insegnaci a pregare. Questa domanda, che riflette certamente la consapevolezza del loro limite e della necessità di un'indicazione anche pratica rispetto al modo di pregare, nasconde al suo interno anche una dimensione propria di ogni persona, il bisogno di un maestro, di una guida che ci accompagni verso le cose più importanti della vita. Alla scuola di un maestro il discepolo può crescere solo se cammina nel solco segnato da chi lo precede. Camminando sulle stesse orme del maestro, infatti, ne saprà cogliere l'abilità e pian piano nascerà quel senso di emulazione che un giorno gli permetterà di raggiungere le stesse conoscenze. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi. Queste parole sono avvertite dai discepoli anche per quel che riguarda la preghiera. Stando alla presenza del Maestro, sono attratti dal suo modo di pregare, dal suo ritirarsi in disparte, dal rapporto con il Padre, che si manifesta anche per mezzo della coscienza profondamente radicata nella preghiera continua. Nasce così l'attrazione per quel rapporto di figliolanza, al punto che gli apostoli desiderano esserne resi partecipi. Grazie a questo desiderio, il Maestro decide di insegnar loro a pregare, dando vita a un'autentica scuola di preghiera, che trasformerà un desiderio in una vera e propria esperienza capace di plasmare il loro rapporto con Dio e dunque con gli altri uomini. Tutto ciò richiama quello che il Santo Padre ha più volte ricordato, sottolineando come la preghiera non è solo una pratica devota, bensì essendo paragonabile a un respiro dell'anima,
è l'espressione di un bisogno profondo e naturale di ogni uomo. La preghiera è un vero dialogo con Dio, un faccia a faccia con Lui, un momento di ascolto e di risposta, dove il fedele si apre alla volontà e alla guida del Signore. Sotto questo punto di vista, la richiesta dei discepoli rivela come la preghiera non sia una formula di comunicazione automatica, ma al contrario richiede insegnamento, disciplina, le modalità che solo il Maestro può indicare. Come i discepoli hanno chiesto a Gesù di insegnare loro a pregare, anche noi, per entrare in un rapporto più intimo e personale con Dio, non dobbiamo temere di chiedere aiuto, in primis al Maestro e successivamente a chi come guida spirituale da più tempo cammina alla presenza del Signore e ha già imparato a riconoscerne i passi e la strada. Allora Gesù disse: quando pregate, dite. La bellissima preghiera del Padre nostro, che diventa per noi un modello di ogni preghiera. Il Signore Gesù nella sua preghiera introduce gli apostoli e con loro tutti noi cristiani a quello che può essere considerato il modello di ogni preghiera. È possibile pertanto affermare che il Padre nostro è una vera scuola di preghiera. Nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, infatti, troviamo il cuore stesso della nostra fede. Il Padre nostro è la preghiera che abbraccia l'universalità dell'esperienza umana e del mistero divino, capace di unire la semplicità di un bambino che si rivolge al proprio papà e la profondità di chi sa stare alla presenza del Maestro. Essa è veramente, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, riprendendo Tertulliano, la sintesi di tutto il Vangelo. È una preghiera che tocca tutte le dimensioni della nostra esistenza: la santità di Dio, il suo regno, la nostra vita quotidiana, il perdono reciproco, la nostra lotta contro il male. Dicendo Padre nostro, siamo portati sempre più vicino al cuore di Dio e al cuore della nostra fede. Questa preghiera non è un semplice insieme di parole e di necessità, ma un cammino verso l'intimità con il nostro Padre Celeste. Ci insegna a rivolgerci a Dio con fiducia filiale, chiamandolo Padre con semplicità e amore. Non serve moltiplicare parole vane. Gesù ci insegna l'essenziale, ci mostra che con il Padre si può parlare con semplicità di cuore, perché Egli, dice il Signore, sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. E a Maria, Vergine del Silenzio, chiediamo di accompagnarci in questo cammino di preghiera. Insieme a lei chiediamo al Signore: insegnaci a pregare. Vergine del Silenzio, che ascolti la parola e la conservi, donna del futuro, aprici il cammino. Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, silenzio di chi scopre una presenza, silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie, silenzio di chi vive in comunione, silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace, silenzio di chi è uno nel tuo spirito, silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice, silenzio di chi ama ringraziare. Maria, Vergine del Silenzio, prega per noi. Il nostro fioretto. Oggi ti eserciterai nella virtù del silenzio. Eviterai di dire parole inutili e fuori luogo. Buona giornata a tutti.